Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Licata hanno notificato le ordinanze di custodia cautelare 9 destinatari della misura restrittiva, tutti pericolosi soggetti, fra cui anche il reggente della famiglia mafiosa di Licata. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo. Le accuse sono a vario titolo quelle di associazione di tipo mafioso, armata, finalizzata alle estorsioni, nonché di concorso esterno in associazione mafiosa. La vasta operazione di oggi è stato il seguito della complessa e prolungata indagine dei carabinieri della compagnia di Licata, iniziata lo scorso ottobre del 2017, che aveva già portato nel 19 giugno all'esecuzione di 7 fermi di indiziati di delitto. L'inchiesta era stata svolta con le più sofisticate tecnologie di intercettazione telefonica ambientale, con sistemi di localizzazione satellitare e soprattutto con una instancabile attività di indagine in vecchio stile fatta di penitenziamenti e servizi di osservazione. Le telecamere dei carabinieri avevano anche registrato numerosi incontri, riunioni segrete, evidenziando la completa e attuale interconnessione tra tutti gli appartenenti al sodalizio, nonché il legame a doppio filo con un rappresentante della famiglia mafiosa di Campobello di Licata. Nel corso delle investigazioni era stata persino accertata un'estorsione per dei lavori di costruzione realizzati in Germania. Per essi la vittima, a seguito della sola intimidazione derivante dal vincolo associativo, non aveva esitato a versare la somma di 5.000 euro. I carabinieri avevano altresì accertato che l'organizzazione nutriva forti interessi nel settore delle slot machine attraverso una compiacente società di distribuzione di apparati elettronici da gioco, il cui titolare è stato nuovamente colpito dall'odierna ordinanza di custodia cautelare in carcere. Aveva avuto luogo infatti l'installazione pilotata di apparecchi da gioco in numerosi esercizi commerciali dell'Interland licatese, emblematici della sensibilità del territorio. Alla capacità di intimidazione dell'organizzazione furono 2 distinti episodi registrati dai carabinieri. In un caso era infatti emerso che un noto gioielliere di Licata, dopo aver ricevuto una busta contenente un proiettile, aveva subito chiesto protezione al reggente della famiglia mafiosa e solo successivamente aveva denunciato l'episodio alle forze dell'ordine. In un secondo caso addirittura un ex consigliere comunale di Licata, al quale era stato rubato un ciclomotore, si era rivolto al capoclan al fine di poter rapidamente ottenere la restituzione del mezzo. L'inchiesta inoltre aveva riguardato, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, un tecnico dell'ASP di Agrigento, all'epoca anche consigliere comunale a Licata, il quale, in accordo con il reggente della locale famiglia mafiosa, in cambio della promessa di future utilità, aveva chiesto e ottenuto l'appoggio elettorale del citato sodalizio durante le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Licata, svoltesi a giugno del 2018. Il consigliere comunale, che aveva rassegnato anche le dimissioni lo scorso 21 giugno, cioè 2 giorni dopo la deposizione a fermo, oggi è destinatario con le stesse accuse di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Su di lui i pubblici ministeri, oltre agli elementi già riportati nella precedente misura di fermo, hanno anche esitato nuovi elementi di prova che sono stati vagliati favorevolmente dal GIP per l'emissione dell'odierno provvedimento.